Siamo con Ivan Palasgo, vicepresidente nazionale Confapi. Parliamo del nuovo accordo di oggi sottoscritto tra Confapi e Venex. Sarà data nuova linfa alle piccole e medie imprese venete. Sì, al di là degli aspetti tecnici assolutamente positivi, che adesso non è il caso di elencare perché sarebbero lunghi e numerosi, volevo sottolineare un aspetto fondamentale, e cioè quello che si collega finalmente il lavoro, la manualità, il lavoro intellettuale al denaro. È come dovrebbe essere, è come nella storia ci sono i motivi per cui si è convenzionalmente inventato il denaro. Faccio un paragone per assurdo, proprio per assurdo. Se oggi tornassimo al baratto, e ripeto è un paragone assurdo, l'economia volerebbe. Questo a testimonianza che oggi il denaro, anziché essere linfa per l'economia, è un freno, è un tappo perché è in mano agli speculatori globali internazionali. Ora, questo tipo di moneta mette in collegamento il lavoro manuale, intellettuale, artigianale con il significato stesso del denaro, cioè convenzione per lo scambio di beni e servizi, non più uno strumento in mano a squali speculatori. Una boccata d'aria per le aziende in crisi. Sperando che l'aria non sia inquinata, preferirei dire una boccata d'ossigeno, che è un elemento fra i più puri in natura.